Eccoci qua. Bentrovati. Bentrovati a tutti. Devo dire che ci sono un sacco di alberghi di tutto il mondo che chiedono la nostra collaborazione, ma noi siamo impegnati. Ma in che senso? Sì, Per sì, fare che gli alberghi? Che per devi la fare in cucina, albergo? noi due là in cucina, in Australia, in Venezuela, nel Tennessee. Ma non le puoi sparare un po' meno? No, beh, Tennessee, circolo del Tennessee ci vuole. Qui, Vabbè. alla circonvalazione. Esattamente. Innanzitutto salutiamo qui lei, esattamente. Chi è questo? Così è venuto. Esattamente. Ma è uno E non possiamo stupido. non salutare lei che ci inquadra. Lei. Tutti. È la nostra camera Tutti, dell'artrode salutiamo cervicale, tutti, ma dai. soprattutto Lo zio Gianni, no? Anica! E poi chi ci toglie dai malanni? Sì, lui, è lui, lo zio Gianni. Lo zio Gianni, sì. E ti devo dire come si chiama la puntata. Mamma mia, mettiamoci quante di cose. spalle, mettiamoci di spalle. Così? Così. Come? Al mio via partiamo. Vai. Dove deve andare? Vai. Così? Ora siamo fuori inquadratura, ritorniamo. Hai capito qual è la puntata? No. Come no? E che cos'è? Che ne Scusa, so io? siamo Che andati e puntata è? tornati? Esatto. E Tu di quindi? dove sei? Catania, E io? Palermo. Per cui Palermo, Catania, andata e ritorno. Ah, beh, Ti è non l'avevo piaciuta? capito, però ci abbiamo messo poco. Dai, noi. dai. Palermo e Catania oggi, insomma, l'autostrada 3 ore, il treno 4 ore, ci vorrebbe il teletrasporto ci vorrebbe per andare. In questo ave ragione. È vero? Non si può dire. Dove sei? Ti togli dalla mia camera, per favore. No, voglio venire anch'io nella tua Questo camera. non si può dire niente. Vero. Allora. Allora, Va bene, Palermo, cos'è Catania. Palermo, Catania, andata e ritorno? E che ne so, Il piatto, la pasta al forno tipica di Palermo qual è? Gli anelletti. la palermitana. Al forno. E quella catanese qual è? La norma? E se noi uniamo tutte e due? Che cosa Anelletti fai? alla norma. Anelletti alla norma. Ecco. Anelletti alla norma, mi piace. buona, bravo. Come vedi abbiamo già Bella. preparato le melanzane, lì c'è la pasta e partiamo immediately Dai. a fare il ragù, perché nella palermitana c'è il ragù, è giusto? Sì. C'è un bello capoleato, bello tutto capoleateggiato. E allora prendiamo la carne, cos'è? prendiamo il sofrite, mi dai un po' di oil. Maiale questo? Cos'è? Maiale? Questo O è manzo? maials mistos. Misto? Yes, abbiamo messo. Mettiamo questo qua, lo cafolliamo così. Sì. Mi dai una Maris? Eccola. Thank you very much. No, ma perché stiamo parlando inglese? Allora, questa puntata devi farlo, non forse devi. Devo? Mi serve l'accento catanese o palermitano? Io? Sì, è giusto, è così. Ma sai che non è Dai, proprio dimmi in diretta, che sta semplicissimo. facendo? Che sta facendo? Che stai facendo? Stai facendo un soffritto perché poi ci metterà la Ma cannella. poi ci metti chisso? Sai, chi ci E mette? che citato è? Chi c'è stato misto, che è cagni maiale e cagni vitello. Ah, buono, Capisci? buono, va bene. Ma va tu non facete perché chi ci viene nella tavola e metà e ci non c'è mimo in gioco. Anelletti, noi ci facciamo la pasta, i rigatoni alla norma. E io faccio tutto lo coso, capisci? Sai? Ah, vabbè. E vedi qua che noi siamo. Questo lo levo perché lo metto qua, mi serve questo. Ci siamo ragazzi, ci siamo. E guardate che stiamo dando Quindi Guarda, facciamo una bella reazione di maiarda di adesso. maiale, bravo. Guarda. Così. Andiamo a tutta cottura perché Ecco. allora la cottura di un ragù è un po' più lunga di come la stiamo sì, facendo noi, però noi riusciamo a fare in tempi minori per poter fare la ricetta che abbiamo dichiarato. Ecco qua. Dai, va. ecco. Vabbè. Nel frattempo ci dobbiamo preparare pure la salsa. Bene, come la Per facciamo? cui la facciamo così, prendiamo questa Un tegamino. pentolaccia, così, e lo mettiamo qua. Prendiamo la cipolla e dimmi la caffè Che fare il cacipugga? la cipolla la faccio una canica e fare un succo. Buono, buono. Ti piace, eh? Senta come cucina, Senta come sfredolia. Ora siamo a Catania in questo momento. Allora, no, in questo momento siamo in Palermo. Tu ce la fai a parlare catanese? Ci proviamo? Tu parli il metaneo catanese? Dai. No, è difficilissima questa, ragazzi. Vabbè, a Desiree, gli mettiamoci tutte queste cose, dopo.
Ora ci metta la cipolla, ci metti. E ci stiamo mettendo la cipolla perché non è giova. La cipolla. La cipolla perché farà la salsa, capisci? Che se no come la consa... No, Bello. hai capito? Hai capito? Mbari? Mbara? Basta ragazzi. Mbara? No, mi piace, continuiamo ognuno con il proprio dialetto. E andiamo a mettere, guarda. Allora, quindi, che stiamo facendo? Partiamo dalla preparazione del ragù. Ragù e nel Giusto? contempo la salsa. E Give nel me the contempo la salsa, wine. quindi... Poi, ove lei fosse così tanto gentile, Lo sono. mi aprirebbe quelle bottigliette. Ecco. Apriamo. Et voi là. Apriamo anche questa. Et voi là. E andiamo a versare un po' di salsa qui nella Là. carne. Sì. Nella carne. Questa che basta. Il resto lo mettiamo nel soffritto di cipolla. Bene, solo cipolla. Senti chi ciauro, Mescola, brava. Avanti. O senti che ciavolo che c'è, c'è. Non sta sentendo o no? Lo sento. Cerco un po' di replicare le tue gesta. Guarda, Bene. vedi, faccio il ragù così come ti ho insegnato. Non lo devi lasciare grosso messo là. Cioè lei l'ha insegnato a me. Poi si deve fare, si Lei deve l'ha rompere il insegnato ragù, certo. Ecco, Come? va E bene. qui stiamo facendo questo bello ragù. È bello. Mi potresti mettere del sale? Certo, Vado a mescolare la nostra salsa. ecco. E in questo mentre facciamo bollire la pentola Sì, e caliamo the anavat. mettiamo gli anelletti, ma deve ancora bollire, quindi Certo, aspetta deve un bollire. attimo, aspettate un Mi attimo. dai un po' di sale? Allora, quindi anelletti alla norma, una ricetta tipicamente palermitana che la stiamo un po' reinventando. La chiameremo anelletti alla Contaminando. palermitana a norma. Canorma, quindi Va bene? da questa parte che stiamo facendo ragù con tritato misto, maiale e Perché manzo. la palermitana, gli anelletti alla palermitana prevedono il ragù. Lo stiamo facendo un po' più leggero per far sì che il condimento alla norma ne venga Dai, premiato. va bene. E poi da quella parte stiamo facendo invece solo del sugo semplice. Abbiamo fatto soffrittino di cipolla, pomodoro, adesso vediamo che cosa nasce. Vediamo. Ora ti chiedo gentilmente, cosa che tu, insomma, me lo assaggi per favore? No, Perché? perché no? Ah, io te l'ho chiesto e tu non l'assaggi. Assaggi Che sempre. tu arrivi e dici lo assaggi. E no, non assaggiare per favore. Ok, questo noi lo togliamo Buona. e lo mettiamo qui. A questo punto A questo punto, l'acqua della pasta, la pasta dell'acqua, mettiamo il sale Dai. nella pasta dell'acqua. sale? Ora che abbiamo messo il sale, Adesso che abbiamo messo il sale, appena il bollore supera il se stesso, mettiamo... appena l'acqua bollirà, metteremo la pasta. Ho capito. E poi andremo a prendere il protopassaprati. Andiamo a prendere il protopassaprati ora. Guardate la salsa come va, guardate l'acqua come va. E a questo punto dobbiamo assaggiare la salsa. Mi dai un cucchiaio? Ma senti che musica. Questa la spostiamo qui, Sì. questo lo mettiamo qui, mandiamo tutto avanti a mani basse, così. A mani basse. Sì, si dice così, ma non so perché si dice così, a mani basse. Guarda. Guarda che bel colore che ha Bella, questa bella, salsa. bella, Vedi sì. che bella. Adesso- And this way, now, Now. possiamo calare la pasta. Pronto? E dopo che caliamo la pasta,
ti faccio vedere cosa prepariamo per avere la preparazione pronta. Va bene. Qui sta bollendo e andiamo a mettere l'anolet. E voilà. Ecco, bravo. Ok. E la mettiamo qua. Mentre lì sta bollendo la pasta, che si sta cucinando prima Sì. di fare la cosa, io direi posso fare la rima per i consigli per i consigli. Siamo pronti? Ce l'hai Pronti, questa sì, volta? stavolta Ce l'hai? Dai, vai. La Pronti? puntata è Palermo-Catania, andata e ritorno, consigli per i consigli. Ma era facile, andata e ritorno, c'era il finale. Vabbè, ragazzi, niente. No, non Ah, te ne ecco, faccio alla fare fine, più, basta. consigli per i consigli. No, perché fai fare brutta figura ogni volta. Dai, consigli per i Io consigli. con te non via. so dove fare li niente, pigli, non ne fare, ma da dove li Rino. pigli? E allora facciamo i consigli per i consigli. Eh? Andiamo a impostare adesso Dai, la pasta. impostiamo. Prendiamo la teglia, Sì. guarda. Mettiamo dell'olio, Vai, così, the panels, spennelliamo. così. Ci mettiamo un pane rattato, canne sebbe per fare a base, diciamo noi, cioè no? Ok. Ce la mettiamo a così. Mettiamo a Bello, così. metti cillo, Poi metti prendiamo- cillo. Bravo, poi a così. Ah, E poi- bellissimo. Ma strumento da lei che facciamo? Ma strumento prendiamo che ce la mettiamo qua. I mulinciani, mulinciani. Vediamo che ce la mettiamo qua. I belli Le molenciani. belle mulinciani. I molenciani. Voi li chiamate pure molenciani? Mulinciani. La seta noi la chiamiamo tunisina. Lo sapevi? No, A Palermo quella che chiamata molenciana la seta noi la chiamiamo tunisina. perché? La molenciana tunisina, Non non si lo so. capisce, vabbè. Chi sta mettiamo a cominciare qua? Chi sta mettiamo a cominciare qua? Chi sta mettiamo a cominciare qua? E chi sta mettiamo a cominciare qua? Ok. Ci diamo una bella scacciata. Così. E ci siamo. E andiamo a scolare la pasta. Giusto? Certo. E guarda che ti faccio. Prendiamo questa e la mettiamo qua. Prendiamo lo scolaimo della pasta Sì. e te poi là e scoliamo qua. E la metto qui, guarda. Ecco. La Bene. metto qui. E guarda che faccio. Do una mescolata così. Sì. Fuoco basso. Dammi- Mettiamo che la salsa? Cosa vuoi? questo Un mestolo? sì. Ah no, quella. Sì, 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 no, anche il mestolo mi serve. Allora, E ti è dietro do di te. questo vuoi sempre quello? Sì, Aspetta, è allora. dietro di te. Guarda che bella. Eccolo. Guarda che bella. Andiamo a mettere un'abbondantissima bella salsa. Guarda che bella. Questa la conserviamo perché ci serve. Vedi? Mi dai queste melanzane? Questi cubetti di Melanzane melanzane dentro, sì. fritte. Mettiamo qua. Così. E qui stiamo facendo, qui è norma, perché c'è la certo. melanzana. Mettiamo una stratificazione, Un po' di salsa qui. Così. Così. Mi dai la ricotta salad? Eccola. Un pochino la mettiamo qui, così, E qui è una norma. così. Tutto nella norma finora, Poi ragazzi. prendiamo il nostro ragù, Eccolo. questo lo spostiamo, questo lo prendiamo qua e cominciamo, guarda. Togliamo questo. Quel ragù l'hai fatto tu, vero? Certo. Infatti l'ho preso Con orgoglio, con diciamo. orgoglio, non Sì. so se hai notato. A voglia se non notato. Allora, quindi anelletti che abbiamo condito con la nostra salsa e con le melanzane fritte a tocchetti. Ora diamo il tocco di palermetanetà, E adesso gli mettiamo bello ragù che abbiamo fatto così. così, un po' palermitano. Un po' palermitano, un po' catanese. Esatto, esatto. Abbiamo fatto due ricette di Palermo e Catania. Una la facciamo di Palermo, e l'altra la facciamo di Catania. È giusto, Bare? Eh sì, Ecco, ma giova questo, ma giova. certo. Eh? Maggiua è catanissima, Maggiua. E appunto.
Invece sai parmigiano com'è? Come si dice? Mi si ebbe chi. Mi si ebbe chi. Poi andiamo a piegare queste così. Così. Toitino. Totino, no toitino. Toteno. Toteno. Questo di sopra così. Sembra la teleromania. Che cos'è? Vergogna. Com'è Desiree in palermitano? Desiree in palermitano. Desiree. Desiree, no? In maniera, questo è Desiree. Desiree, come sei Desiree? Le pangratte che è molto palermitanese. Bello, che tocco e non di è catanese. classe, ragazzi, classe. E andiamo in forno. 180 gradi, 20 minuti. Sempre 180 Oggi mi gradi. sento di consigliarvi il ventilato, Adesso io non vi lo devo so dare, perché. scusate, guardiamo insieme là, Desi. Guardiamo insieme là, diamo una sporo per l'anais Certo. e lo per l'anais. Prendi, guarda che combinato. Prendi la pezza e cerca di pulire, dai. No, pulisci tu. No, No, io non pulisco. Allora io non pulisco. La seconda ricetta Dai. facciamo involtini alla palermitana con il cavallo. Come con il cavallo? Sì, anziché Con la carne di cavallo, Che- dai, sì. Ah, ti pareva che facevo gli Tipica involtini Ma che ne so, con il cavallo? Che vuol dire con il cavallo? con la Allora, carne di cavallo. Abbiamo fatto delle belle fettine che abbiamo fettine battuto. battute. Questo ripieno è pronto, non c'è bisogno che dico come L'abbiamo si è fatto tante volte. L'abbiamo fatto 1000 volte, ma in didascalia poi troverete gli ingredienti Per del farlo, ripieno. ok. E allora facciamo, mettiamo questo qua e cominciamo. Prendiamo la fettina, capito? Niente sale, che poi lo metteremo nel condimento. Questo lo incacciamo così e magari assai, così, guarda. Chiudiamo questo, ove c'è la possibilità. Facciamo questo, chiudiamo bene bene e chiudiamo. E facciamo la nostra tecnica, questa qui L'involtino. che abbiamo detto un po' giapponese, no? Sì, cinese, Cinese, anglo-americana. Quest'altra fettina. Andiamo a mettere questo qua, così, la solita chiusura, uno e una, due, Eccola. e poi involgiamo e lo stiamo involgendo. E giriamo. Mettiamo la parte aperta sempre sotto, in Sì. modo che non c'è il rischio che Sì. si apra. Sì. Apriamo questo, allarghiamo la fettina, facciamo questo lavoro. Cara la mia Desiree, e abbiamo fatto questi involtini Palermo e Catania, perché abbiamo il ripieno che è palermitano, no? E la carne che è tipicamente un uso catanese. Sì, Noi, devo confronto dire a di voi, sì. non ne usiamo quasi niente. Poco. Quasi niente rispetto a Catania. Tu lo sai un'altra regione dove si usa molto il cavallo? No. La Puglia. Davvero? Sì, sì, sì. Come infatti lì vanno dal macellaio e dicono Puglia il cavallo, per favore. Qui diciamo piglia e lì Puglia. Oh, certe Non dite battute niente, ragazzi. sono colossalmente belle. Questa è un po' come schienetta così, ma noi la recuperiamo ugualmente. Guarda, ci mettiamo da questa parte così, che l'involtino ci aiuta il ripieno stesso, capito? Facciamo così, stringiamo bene bene e voilà. E chiudiamo anche questo. Il solito modo che conosciamo, 1, il solito modo 2 e andiamo a chiudere così, così, così. E li mettiamo così. Dai. Aspetta, non finisce qua. Ci presumiamo di un altro piatto, così, e andiamo a mettere dell'olive oil. Un po' di olio. Qui abbiamo messo dell'olio, Sì. prendiamo un altro piatto, Vai. perché noi tipicamente Ah, dobbiamo fare la palermitane, panatura, sì. ecco perché tutto questo olio, certo. così, sale qui, per questo non ho messo sale nella Certo. carne, sale qui e sale qui. E sale lì. Diamo una miscellaneata, i francesi direbbero mélange Mélange. du pain, e andiamo così, guarda, 1, 2, 3, 4, 6, canonize, 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 1, rice, ed è 1, 2, Poi 1, 2, 3, 4, analyze, 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 analyze. bella panatura. E andiamo a mettere sempre la parte
della chiusura in basso. Nice, 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 nice. Scrotolone, e voilà. E voilà. Ecco. Questo qua. E ci siamo quasi, ragazzi. Ci siamo, Ci siamo quasi e ora andiamo. Questo l'abbiamo panato. 1, 2, 3. Sempre rinvoltiamo. Ok, 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 ok. Ecco qua. Abbiamo fatto Pronti, ragazzi, mi togli pronti? queste cose che ho Ma le mani certo, unte, guarda, grazie. li sposto, li metto qua. No, no, mettiamoli qua Sì, dietro. li metto qua. Allora, liberiamo. Perfetto. Quindi ci asciughiamo le mani e poi guarda che facciamo. Prendiamo l'arancia e prendiamo adesso. e allora. Ho tagliato l'arancia dalla parte sbagliata, ma è fatto di proposito, in modo che la fetta ci venga. L'arancia è rigorosamente sporca. Non è vero, dai. Quindi Facciamo che delle fai? fette regolari. Fai delle fettine di arancia? Ah, le facciamo al profumo di arancia, le metti... Come le metti? Le metti in guarda. mezzo, dai. Facciamo uno spiedo meraviglioso. Qua. E qua. Giustamente questa fetta dirà, mamma mia perché mi va a toccare anche un cavallo e basta. Dai. Così e poi guarda, E in mezzo mettiamo anche questa. il lauro, Ma guarda un po'. così. Quindi pensate che aromi, che profumi. Bella questa, bravo. E così. E adesso questo lo spostiamo e andiamo a infilzare. Bello Abbiamo questo infilzato. spiedo, Bello. Abbiamo infilzato. Mi daresti un piatto a barchetta? Vuoi un piatto a barchetta? Yes, Lo mettiamo in forno col piatto a barchetta? yes. Così. Un petit bit olive oil, please. E un po' di olio. Così. E andiamo a mettere in forno. 180 E il gradi, tempo- 20 minuti. Il tempo della preparazione di pulire e andiamo all'assaggio. E torniamo, dai. E adesso andiamo a prendere ciò che abbiamo Dai. creato, che abbiamo. Ciò che ho, ragazzi, ciò che ho. Ma ciò che ho. E allora, Tu mi iniziamo. assisti, diciamo così. Vai. Guarda, facciamo. Prima di tutto prendiamo dei belli anelletti. Mamma mia, ragazzi. Questo è uno. E che cos'è? E dei belli involtini. Belli, bellissimi. E questo è due. Li rorerei, mi dai un po' di olio? Li rorerei, come vedi il piatto ho usato lo stesso. Li roriamo con un poco di olio. E per adesso li mettiamo qua. Così. Mi piace così. Poi ora dobbiamo fare una cosa. Mi dai uno spelucchino? Sì, eccolo. Lo spelucchino. Vai, Totino, vai. Prendiamo le plate. Guarda che bello il suo piattone. Bello, Così. ci sta. Mi brucio. Pronti? Piccola resistenza. Dai. E voilà. Che meraviglia, ragazzi. Che meraviglia. Ma non ci finisce qua, mi dai il cucchiaio grande, ma dai il cucchiaio grande. Dammi il cucchiaio grande, grazie. È una norma che si rispetti, Sì. ci vuole uso pure sopra. Sì. No? È una norma che si rispetti. E me lo dici che ci vuole? Ci vuole la ricotta salata, ci vuole. E La un ricotta succo. salata. La pioggia di ricotta salata. Bella, guarda, quasi quasi prenderei un piatto. Che ne pensi se vado a prendere un piatto? Giusto che te compare. È giusto che te mare. Certo, no, in bare vado a prendere un piatto, guarda. Ecco, aspetta. Prima esponiamo l'esposizione. Esponiamo l'esposizione qua a favore delle nostre telecamere. È un quadro, ragazzi, che cos'è? Bellissimo. No, veramente è rotondo.
No, è un quadro. È rotondo. Ah, un quadro, si dice Il così, quadro è un quadro, questo, una il quadro è pittura, questo. un'opera Questo è un piattino da d'arte. frutta. Abbiamo un bel piatto. Ecco, questo è un quadro, per esempio, vedi? Vabbè. E ora possiamo salutare i nostri amici, che la puntata... Va bene, ho capito. Devi assaggiare per forza, vero? Mi dai anche... No, ce l'ho qua, aspetta. Che ti serve, una paletta? Aspetta. Una paletta. E voilà. Andiamo al taglio. Un bello taglio. Un primo taglio. Una volta sai che con la carne c'era prima e secondo taglio, ora non c'è più. Ragazzi. E tu vuoi là. Ecco qua. Che c'è? Ti vedo affaticata, che è successo? Che c'è? Un bel ragù in mezzo, la ricotta salata. E allora? Bravo, Grazie. bravo. Devo dire, riesci. Non sembra, ma... Riesci. Vabbè, passiamo al secondo, dai. E secondo, dai. Adesso l'involtino. E adesso l'involtino. L'involtino che abbiamo detto che è? L'involtino, Desiree, l'involtino. Involtino. L'involtino, me lo dai un coltellino? Un voltino di totino. Buona, ragazzi, buona. Prego. Non la loro, ma io l'assaggerei con un tocchettino di arancia. Buona quell'arancia. Prendete la forchetta. Prego. Guarda, intanto faccio il taglio e faccio vedere Facciamo vedere com'è. ai nostri amici Ma tagliatelo che bello. la perfezione, Ma guardate, tagliatelo che vedete? bello. Assaggiare. Così. Poi Un pezzettino di arancia. taglio un pezzo di arancia, la buccia la togliamo? Puoi mangiarla perché... Vabbè, guarda, guardate, facciamo quasi caramellata. così, guarda che... Cioè, ma chi le fa ste cose? Ma perfezione dell'assaggio, proprio la perfezione. Cioè, avete sentito dire mai la perfezione dell'assaggio? Ti vuoi levare dalla mia camera mentre parlo con il mio pubblico? Nella mia camera. Qua non si può levare. Vabbè. E allora? Diciamo basta. Onestamente buona. Sì. Abbiamo fatto queste ricette. Insomma, arrivederci, è finito di assaggiare. Alla Ciao, alla prossima. prossima. Anelletti al forno, alla norma. 300 g di anelletti, 300 g di macinato maiale o misto, 1 litro di passata di pomodoro, 5 melanzane, 50 g di ricotta salata, 2 cucchiai di concentrato, sedano, carota e cipolla, 30 g di pangrattato per la teglia, olio evo, sale e pepe quanto basta, spiedini palermitani di cavallo, 6 fettine di cavallo per il ripieno, 100 g di pangrattato, 50 g di caciocavallo grattugiato, mezzo spicchio d'aglio, un cucchiaino di concentrato, un cucchiaio di uvetta sultanina, un cucchiaio di pinoli, olio, evo, sale e pepe quanto basta.